Buonasera a tutti, scusate per il ritardo, abbiamo avuto una serie di coincidenze sfortunate che abbiamo saputo vincere, devo dire, con l'ingegnere, treno in ritardo, autostrada bloccata, ma siamo riusciti ad arrivare lo stesso. Scusate per l'attesa, ma insomma siamo nei limiti così. Ecco la breve introduzione, poi lascio la parola all'ingegnere. Buonasera a tutti, tanti ragazzi che sono qua, grazie mille, tante persone. Ringrazio l'ingegnere per aver dato la disponibilità a venire qui da noi, quindi un affettuoso, un sentito grazie. Una comune amicizia ci ha permesso di avere la sua disponibilità. Rientrerà stasera a Milano, quindi lo sottolineiamo un tour de force, però insomma, sarà sicuramente una serata ricca di spunti e di cose interessanti. Breve curriculum dell'ingegnere Abranel. Laureato in ingegneria chimica come rettore Fermeglia che abbiamo avuto qui la settimana scorsa, ne abbiamo parlato nel viaggio in macchina, poi ricercatore universitario, si dedica poi alla consulenza, un master in business administration e poi dedica la sua vita alla consulenza nella McKinsey che è una delle principali società di consulenza internazionali. È stato consigliere ed è tuttora consigliere di società nazionali e internazionali, quindi una grandissima esperienza, e nel 2006 intraprende l'attività di scrittore con due libri, Meritocrazia e regole. Devo dire che sono stati due libri che hanno suscitato moltissimo interesse nel mondo italiano, un mondo che come sappiamo ha difficoltà ad accettare le regole e l'impegno alla meritocrazia, di stasera ce ne parlerà l'ingegnere. Il libro più recente è quello che dà il titolo alla conferenza di stasera, La dichiarazione finita, è già un programma, l'ingegnere Abraham con l'esperienza che ha lunga ci parlerà delle regole che vigono nel mondo del lavoro, ma che vigono anche nel mondo internazionale, in un mondo competitivo che ci pone di fronte a temi importanti. Il nostro Paese ha la storia, ha la cultura, ha una tradizione industriale straordinaria. La domanda che ci facciamo molti, me la faccio spesso anch'io, ne parlavo prima in macchina con l'ingegnere, perché non riusciamo a crescere e esprimere l'enorme potenziale che abbiamo? Questa sera credo che l'analisi che ci permetterà di fare ci darà anche delle ricette per come risolvere questi problemi. L'ingegnere ha questa esperienza enorme nel campo del lavoro, dell'educazione, mi rivolgo soprattutto ai ragazzi, e quindi parla con la forza della grande esperienza. Ecco, io poi devo dire qualche piccolo ringraziamento a Rotary di Portogruaro, c'è qua il Presidente che ha dedicato quest'anno dell'attività all'orientamento dei giovani, attività in cui questo polo universitario si vuole dedicare, lo fa in maniera costante, alla Polins che qui tramite il Presidente, anche loro con la loro attività di orientamento per i giovani, la Banca San Biagio che non finirò mai di ringraziare perché siete veramente straordinari, poi dopo se volete dire due parole mi farà molto piacere alla fine dell'introduzione. Cos'altro dire? Non voglio rubarvi altro tempo, devo dire dispiace, io mi rivolgo soprattutto ai ragazzi, queste sono occasioni preziose con voi. Abbiamo avuto la settimana scorsa un altro ingegnere chimico, come dicevo, il rettore Fermeglia, e ci ha dato molti spunti. Queste cose sono, diciamo, cose preziose per voi, fatene tesoro. Un ringraziamento a tutti, come ho fatto la settimana scorsa, a tanti cittadini di Portogruaro. Questo polo serve ed è importante per lo sviluppo e il mantenimento di Portogruaro, continuiamo a dirlo e a ribadirlo. Ringrazio i presidi, la professoressa De Giorgi che come sempre si è resa disponibile, grazie mille per la tua attività a servizio anche dell'orientamento dei ragazzi e grazie soprattutto, parlo come papà, a voi ragazzi che siete qua, queste cose come dicevo servono a voi e quindi grazie di cuore. Io chiederei al Presidente della San Biagio, che è il nostro sponsor importante, e ho ringraziato prima il Rotary e la Polis, perché l'orientamento dei giovani deve funzionare come sistema, devo dire, e fare tutte le attività assieme credo che sia la cosa più importante per noi. Prego. Grazie, buonasera a tutti, buonasera anche da parte mia all'ingegnere. Visto che i tempi si sono allungati io non mi dilungo molto, però ci tengo a dire che Banca San Biagio con la Portogruaro Campus è, diciamo così, un partner al quale noi teniamo, quindi cerchiamo di sostenerla con le nostre sostanze, che poi sono sostanze territoriali, quindi sono che arrivano dalle nostre zone, e anche dedicate in momenti come questi ai giovani, ai quali anche noi crediamo e ai quali diamo un sostegno con diverse attività.
Quindi credo che la prenderò anch'io come una bella lezione quella di stasera, quindi la voglio lasciare al pubblico subito con le parole dell'ingegnere, e ringrazio nuovamente anche per l'organizzazione, perché chi la organizza è colui che poi ci dà la possibilità di farla. Insomma, grazie a voi. Ecco. L'ingegnere mi ha chiesto 2 interlocutori, ho chiesto proprio uno del mondo economico al presidente del San Biagio De Luca di intervenire con l'ingegnere se c'è bisogno di qualche interlocuzione, e la professoressa Guerra che ha una lunga esperienza proprio nel campo dell'educazione, quindi l'ingegnere è libero, dopo ci aspetta da voi qualche sollecitazione, ma soprattutto per voi ragazzi fate le domande che ritenete più opportune, e niente, io passo la parola perché ho parlato fin troppo, grazie e buona serata a tutti. Mi alzo in piedi. Io di saggi in realtà ne ho scritti 4, perché oltre a quello ce n'è un altro che si chiama Italia cresce o esci. Io do in beneficenza i ricavi dei miei saggi, giusto che faccio questo perché voglio un po' aiutare. Una cosa che io so in realtà qua per voi, perché quando questo saggio è uscito ho avuto 400 richieste di andare in giro per l'Italia a rappresentarlo, ne ho fatti 50-60, ho incontrato forse 20.000 giovani, e la più grande soddisfazione per me è quando, fino a poco tempo fa, ricevevo da 1 a 5 email alla settimana di ragazzi che dicevano, avendola ascoltata, ho letto il saggio, ho cambiato quello che avevo in mente di fare, speriamo in meglio. Però in realtà il messaggio di questi miei saggi è anche per quest'altra parte, perché io che sono i genitori e le famiglie, perché io ho un capitolo del mio saggio che dice la famiglia italiana fabbrica di disoccupati, perché purtroppo le famiglie italiane hanno un ruolo spesso mediamente negativo, e i ragazzi si appoggiano troppo a quello che pensano le famiglie invece di ragionare con la propria testa. Detto questo, io vi dico, vorrei solo lasciarvi però anche con un messaggio di speranza, e però voglio fare una domanda ai ragazzi. Alzi la mano chi pensa che andando a studiare in una eccellente università, non una vicino, eccellente, anche un po' difficile, ha una garanzia di uno sviluppo professionale che gli permetterà di avere una qualità di vita e un reddito superiore a quello dei propri genitori. Nessuno. Purtroppo quando faccio questa domanda in Italia è così. E invece la realtà, ragazzi, è che non è così. Perché voi potete determinare il vostro futuro, il mondo fuori è pieno di straordinarie opportunità. Stiamo entrando in un mondo di un'era digitale che offre delle opportunità straordinarie, e il vostro futuro dipenderà interamente da quello che farete voi e volete fare voi. Quindi se posso lasciarvi solo con quest'idea, per me è già un risultato. Detto questo vi dico perché ho scritto questo saggio. L'ho scritto perché a un certo punto, 3-4 anni fa, non mi ricordo quando lo volevo scrivere, mi chiedevano tutti quanti, vediamo se funziona, devo puntarlo, vediamo, ecco, perfetto. Vi faccio vedere un solo grafico, no? Dicevo, ma perché i giovani non trovano lavoro? È colpa della crisi. Questa cosa rossa qui è il rapporto fra i disoccupati giovani e i disoccupati totali, quindi non c'entra niente con la crisi. Quando c'è una crisi ci sono molti disoccupati. L'Italia è il paese in cui questo rapporto è più alto, peggio della Grecia. Cioè da sempre in Italia i giovani faticano. Allora, ho lavorato 2 anni, ho scritto questo saggio, e alla fine quello che in effetti i messaggi è che il mondo del lavoro sta cambiando in maniera vertiginosa e cambierà ancora di più nei prossimi 20 anni. Purtroppo mediamente, faccio subito una premessa, quando parlo di scuola e di università non parlo di tutte
parlo della media, in Italia abbiamo delle buonissime scuole, dei buonissimi insegnanti e delle buone università, ma parlo della media, abbiamo anche di pessime, solo che purtroppo non si sa quali sono. La scuola italiana non ha seguito questo, è rimasta abbastanza un po' legata a come era il mondo 30 anni fa. Oggi i ragazzi devono costruirsi un curriculum per questo XXI secolo e per farlo le famiglie possono fare, ma come dico qua ci vuole un vero risveglio da parte delle famiglie. Allora, vediamo un po' prima di tutto questo fatto che il lavoro sta cambiando. Vediamo se riesco a farlo così. Perfetto. Allora, quando io sono entrato nel mondo del lavoro era un po' come si era a sinistra, c'erano fabbriche e c'erano stanzoni pieni di impiegati che facevano tutti dei lavori ripetitivi che qualcun altro definiva per loro. Dal 1975-80 l'economia fuori, il mondo del lavoro è cambiata radicalmente. Ci sono ancora le fabbriche, un po' meno impiegati, ma il lavoro è un po' così. Cioè io sono andato, ho preso un aereo, quella lì è un'addetta al check-in, ho preso un aereo una settimana fa, il mio volo è stato cancellato, la mia addetta al check-in era molto sveglia, mi ha riprotetto immediatamente, ha capito cosa fare. Un altro passeggero malcapitato, che è capitato con un'addetta al check-in poco sveglia, è rimasto bloccato dove era. Quando voi chiamate Wind piuttosto che Sky per risolvervi un problema perché il vostro telefonino ha un problema o non riuscite a vedere le cose, capite subito se dall'altra parte che tipo di persona c'è, se è qualcuno di paziente che vi ascolta, che vi fa le domande, che vi risolve il problema. Questa è l'economia dei servizi. È un'economia in cui oggi le fabbriche in cui si produce, fabbriche di persone, contano sempre meno, ci sono servizi. Cosa sono i servizi? Sono le banche, le telecomunicazioni, la sanità, le professioni, la consulenza, il turismo. Che cos'è che succede in questo mondo? È che quello che devono fare chi lavora è completamente diverso di quello che facevano quelli che lavoravano in quel mondo lì. Perché se la devono cavare un po' da soli, devono improvvisare, non è che c'è un lavoro ripetitivo, devono improvvisare, bisogna cavarsela, il capo c'è, però non c'è, uno se la deve cavare un po' da solo, deve saper comunicare molto bene con i clienti, con le persone, e deve anche essere capace di lavorare con gli altri. Questa era, che sta cambiando, che ha cominciato a cambiare ormai, per darvi un'idea, l'agricoltura rappresentava il 70% dei posti di lavoro all'inizio del secolo scorso, l'industria, la produzione rappresentava il 50-60% fino agli anni 70-80, oggi in Italia, di cui parliamo tanto della produzione, rappresenta il 15% dei posti di lavoro. I posti di lavoro sono in tutte quelle aree. Cosa succede? Che questo mondo è un mondo, lo dico, vedo un sacco di ragazze, e sono le capacità che hanno molto più le donne. Infatti per me questo è il secolo delle donne, questo è il secolo in cui il sesso debole siamo noi. E questo è un altro messaggio per le ragazze, questo forse perché le ragazze e le donne hanno più capacità, più sensibilità ad ascoltare, più pazienza, più capacità anche di capire, empatia, le persone che ci sono dall'altra parte, e quindi le ragazze che capiscono questo hanno molte più opportunità di noi maschietti. Questo però era fino a 10 anni fa. Sta arrivando una terza rivoluzione, la rivoluzione digitale. Questa rivoluzione digitale, che va molto oltre l'internet e lo smartphone, ma riguarda l'intelligenza artificiale, riguarda la possibilità di usare i dati, ci sono dei profeti di sventura che dicono un giorno il computer nei prossimi 3 anni farà tutto lui, e a questo punto non solo saranno disoccupati gli autisti di camion, cioè il camion che va da solo, ma saranno disoccupati i laureati, perché il giornalista oggi, un bellissimo articolo del Wall Street Journal scritto dal computer, l'avvocato, una serie di attività degli avvocati verrà sostituita dal computer, la diagnosi del medico. Ebbene, tutto questo sono i profeti di sventura
io vi sto scrivendo il mio quinto libro peraltro, racconto di queste previsioni che si faranno nei prossimi 10-15 anni, non è vero. Le opportunità, come nel passaggio dalle fabbriche ai servizi, si sono create un sacco di opportunità per laureati che sono esplosi nel mondo e anche qui da noi, anche in questa nuova fase ce ne vorranno di più. Perché tutte le volte che c'è quando voi telefonate a Wind, qualche volta vi risponde l'IVR, vi dice digitate, qualche altra volta vi risponde un chatbot, che è un robot, ma pensate che quello sia il robot, è nato dietro c'è qualcuno, qualche laureato, che l'ha programmato. Quindi tutte le volte che avremo un'intelligenza, un computer, ci vorrà un'intelligenza umana che traduce questo in quello di cui c'è bisogno, nelle aziende e dai clienti. Quindi questa cosa che io vi racconto sarà ancora più importante in futuro. Queste esigenze nuove in cui ci vorranno delle nuove capacità nel mondo del lavoro che non c'erano 30-40 anni fa. E allora non facile. Vediamo. Cambiamolo così, dai. Allora, come cambia il lavoro? Le migliori scuole d'Europa sono in Finlandia. Io sono stato in Finlandia perché ho sentito parlare di questo progetto che si chiama Oivallus. Fate conto che in Finlandia, che non è come Portogruaro, ma è piuttosto piccolina, si sono messi insieme le famiglie, le scuole, le aziende, e hanno detto noi abbiamo le migliori scuole del mondo, ma come riusciamo a preparare per questa nuova era che ha bisogno di queste capacità? E hanno lanciato questo progetto che si chiama Oivallus e mi è piaciuto molto il messaggio che loro dicono, che lavorare sarà come un'orchestra di jazz. Se a voi piace il jazz, andate lì, vedete, ognuno, non c'è lo spartito, ognuno improvvisa e non c'è un direttore d'orchestra, però alla fine la melodia viene fuori. E allora hanno inventato questa T, e questo è l'altro messaggio importante, perché se vedete questa T, cosa vuol dire? Vedete un ragazzo che ha la parte verticale, chiuso in se stesso, che impara il sapere, studia ragioneria, impara la partita doppia, studia ingegneria, impara scienze e costruzione, studia letteratura, studia Leopardi, il sapere. E questo rimane ed è importante. Però vedete che loro hanno detto, a un certo punto questo ragazzo si deve aprire. E cos'è che fa? Che cosa vuol dire che si apre? Vuol dire che deve sapere qualche cosa di più del sapere. E che cos'è questo qualche cosa di più del sapere? Sono queste che molti insegnanti che io adoro, che conosco bene, chiamano competenze trasversali, ma purtroppo gli insegnanti anche bravi non conoscono il mondo del lavoro, si chiamano competenze soft. Allora, voi vedete, la parte verticale, cosa sono? Le competenze di base, l'informatica, no? Le competenze, specializzazioni professionali. E invece che cos'è la parte lì a sinistra? Lo spirito critico. Lo spirito critico. Mi trovo davanti a una cosa e mi dico, ma è giusto farla così? Oppure qualcuno mi dice una cosa e io ragiono e dico, ma forse non si può fare, perché la facciamo? Perché sfidare quello che c'è come riferimento. Spirito di iniziativa. Io non sto ad aspettare che qualcuno mi dica cosa devo fare, lo faccio perché mi viene la spinta a farlo, perché sono motivato a farlo. Andare oltre i propri compiti è la stessa cosa. Quello che viene chiamato in generale etica del lavoro. L'etica del lavoro. L'etica del lavoro vogliono dire queste cose. Poi c'è un'altra, che si chiama problem solving, la capacità di risolvere problemi. Allora, questa capacità di risolvere problemi vuol dire andare dal problema alla teoria e non viceversa. Non imparare la teoria e poi applico il problema, ma al contrario, che vuol dire una cosa molto semplice, saper usare la propria testa, ragionare. Poi c'è la capacità di comunicare, ma la capacità di comunicare parte dalla capacità di ascoltare. Quindi le persone che comunicano meglio sono quelli che sanno fare domande e che ascoltano. I peggiori comunicatori sono
tanti politici che parlano, però lo fanno di mestiere, no? Ma se voi lavorate con qualcuno, le persone più brave a comunicare sono quelle che ascoltano, perché quando ascoltano sanno poi cosa dire meglio. E poi il teamwork, perché ognuno ha questa specializzazione, no? Ognuno sa fare queste cose, si lavora insieme, e questo è fondamentale. Quando voi andate a chiedere nel mondo del lavoro, oggi, e io che ne scrivere questo sa, io vengo dal mondo del lavoro, sono consigliere di amministrazione di tante aziende, ho lavorato 35 anni, io in giro per il mondo, non l'ha detto, io ho girato tutto il mondo, sono stato in Giappone, in America, in Messico, in Medio Oriente, eccetera, ma anche in Italia uno chiede a questi signori, che sono quelli che assumono i ragazzi, dice, ma voi cosa, di queste cose qui, quali sono le cose più importanti? E vedete che le cose meno importanti sono quello che sanno, addirittura l'informatica lo sanno meglio di loro, i ragazzi che vengono assunti. Le cose che gli interessano di più sono quelle, sono le competenze più soft. E quando io parlo con i ragazzi che fanno i colloqui, io nella mia vita avrò selezionato, non voglio dire tanto, 3.000 giovani, alla fine quando chiedo a questi ragazzi dice, ma io sono stato, mi hanno fatto un colloquio, non mi hanno chiesto niente del mio curriculum per capire cosa sapevo, ma mi hanno cercato di capire chi sono. Cercare di capire chi sono. La gente che assume vuole sapere che tipo di persona sei, se hai queste capacità, se hai l'etica del lavoro, se hai di risolvere problemi, se sei capace a comunicare, se sei una persona che lavora in team. E allora la domanda chiave, quando uno dice queste cose, dice, ma e allora cosa serve la scuola? Questa domanda io ho avuto a che fare con 5 ministri, 5, e l'ultima l'ho fatta a una ministra, la penultima ministra, e giustamente lei mi ha detto, no, mi dice, chiaro che serve, cosa serve la scuola? Serve a prepararsi al lavoro, no? A essere cittadini migliori, prepararsi al lavoro, quindi devo studiare che cosa? Meccanica, informatica, ragioneria, queste cose verticali. Devo diventare un cittadino migliore, quindi devo imparare la storia, l'educazione civica, no? Devo essere a capire il mondo, come il mondo, imparo le scienze, imparo la fisica. Devo imparare a essere una persona migliore. Letteratura, filosofia, religione, tutte cose fondamentali. Ma il problema qual è? Che è tutto visto in chiave di materie, è tutto visto in chiave di cosa studi. E invece non conta quello che studi conta solo in funzione della tua passione, della vostra passione, ma conta come lo studi. Perché uno può imparare queste cose qui, la curiosità, l'immaginazione, risolvere dei problemi, studiando matematica, studiando latino, studiando storia. L'importanza è come lo studi e soprattutto quanto è bravo il tuo insegnante a insegnartelo in modo che tu impari queste cose. Questa cosa che io vi sto dicendo in maniera molto semplice ha delle implicazioni gigantesche sulla qualità delle scuole, gigantesche sulla qualità degli insegnanti, gigantesche. Oggi nel mondo le migliori scuole non sono più neanche le finlandesi, cioè sono in Asia, scuole coreane, cinesi. Se andate a vedere, a parte che questi fanno delle cose terribili, che devono fargli il coprifuoco per fargli smettere di studiare, cose che da noi non sono concepibili, però hanno capito questo. E infatti il rischio di questi paesi asiatici, che voi vi troverete ad avere come concorrenti, non è che questi producono le magliette a questo basso. Queste persone sono straeducati, straistruiti, e molto molto meglio di quanto lo siamo noi. Allora, a questo punto salto un po' di cose, perché voglio anche lasciare un po' di tempo cioè, mediamente la nostra scuola non è male, mediamente, non so quanti di voi conosciate i test PISA. I test PISA sono dei test fatti a campione a 16 anni, quindi mediamente i nostri test, più o meno c'è una correlazione tra la ricchezza di un paese e il test PISA.
ci sono quelli che invece saltano, che non seguono queste regole. Gli Stati Uniti fino a 4 anni fa, per la loro ricchezza, dovevano avere dei risultati scolastici molto migliori, invece erano pessimi. Stanno migliorando in un modo pazzesco però. Il Vietnam, lo vedete lì, poverissimo, ha dei risultati straordinari. Io quando sono andato in Vietnam, parlavo del mio libro, mi sono reso conto, ho avuto un'esperienza pazzesca, perché la mia guida, una persona coltissima, dice: ma lei ha scritto questo libro Meritocrazia, adesso la porto a vedere, e mi porta in una scuola come questa, e questa era la vecchia capitale, mi dice: questo qui è il liceo della nazione. Noi, tutti gli studenti più bravi del Vietnam, delle scuole medie, vengono a studiare qui, e qui hanno studiato Ho Chi Minh e il generale Giap e cose, che hanno sconfitto gli americani. Questo è il Vietnam, un paese poverissimo. Capite di cosa stiamo parlando? Quanto questi hanno capito che la scuola, cioè se voi andate a chiedere, la domanda che io ho fatto a voi, la chiedete a un coreano, alzano 3 mani se l'avessero. Per loro ogni coreano, ogni cinese, ogni giapponese, ogni singaporegno, ogni taiwanese sa che studiare, impegnarsi in una ottima scuola per prendere dei buoni voti è una garanzia per entrare in una ottima università, e che poi è una garanzia per andare a lavorare alla Samsung piuttosto che alla Tencent. Questo è il mondo, ed è il mondo che sta arrivando. Però non nos siamo messi male, quello che abbiamo è che questa è una media. Qua io non conosco i vostri dati invalsi, di solito quando vado me li studio prima, però tutto quello che ho capito avete delle buone scuole, quindi siete nella media, però se voi foste nati a Reggio Calabria vedreste lì il NOL test, i risultati dei nostri test PISA di matematica sono a livello della Finlandia, ma se vedete nel sud siamo a livello della Grecia, e in qualche caso anche peggio. Io ho girato, sono andato al sud, ho girato tutto il coso e ho avuto delle... proprio mi si spezzava il cuore di vedere questi ragazzi che sono come voi, e che solo perché sono nati lì sono sfortunati. E questo parliamo di egalitarismo, di pari opportunità, 20 anni di centrosinistra, di creare opportunità per tutti. Voi però siete fortunati, credo, non ho visto i dati, magari poi un giorno, però ho l'impressione che abbiate dei buoni risultati. Il problema che c'è è che c'è molta variabilità, non si sa. L'Italia è il paese che ha più variabilità al mondo di questi risultati tra scuola a scuola. Che vuol dire che è un terno all'otto. Qui voi avete poche scelte da fare, ma quando andate per esempio in una città come Roma o come Bari, se uno ha la fortuna di andare in un buon istituto tecnico, è fortunato, magari ce n'è un altro. A Bologna c'è un liceo straordinario, nessuno lo sa, peraltro perché non c'è trasparenza, e qui arriviamo al problema di fondo della meritocrazia. Allora, quando parlo dell'etica dello studio, ripeto, secondo me non si applica tanto a voi, ma una delle cose che quando si va a parlare con i datori di lavoro si sente dire che molti giovani non hanno questa etica dello studio, non hanno questo senso dell'impegno, e se uno va a vedere questi dati, che sono il numero di studenti che hanno saltato la scuola senza motivo, vedete che per noi siamo, per fortuna che c'è la Turchia, le prime ore, le prime 2 ore, che arrivano in ritardo senza motivo, 60%. Penso che non sia, mi auguro che non sia qui. No, ma ho l'impressione che non sia, però questo è un dato nazionale, e penso che riguardi più gli istituti tecnici. Però se andiamo a vedere più come funziona il tema, l'altra cosa a cui serve la scuola serve per misurare il merito. Cioè, in questi paesi avanzati ogni studente viene valutato per capire se, per esempio, se è più bravo, virgolette, di un altro, ha più possibilità, indipendentemente dal suo reddito, di andare in un'università migliore, no? Allora i voti sono fondamentali. In America, in Inghilterra, i voti sono dati da questi test tipo invalsi. In Europa è l'esame di maturità. In Asia è l'esame di maturità.
sono esami serissimi. Lì da noi si è perso, la scuola non è più capace di certificare il merito. Lo dicono, questo è un sondaggio che io ho fatto, il 60% degli studenti pensano che i voti significano poco, e poi io ho questa mia analisi che faccio ormai da 12 anni, ogni anno, che ho presentato a 5 ministri, è uno scandalo del centro lodi, non riguarda qui, i 100 lode, quanti 100 lode ci sono su 1000 maturandi? In Lombardia il 3%, in Veneto e Piemonte, in Calabria 2 su 10, in Puglia quasi 3 su 10. Però se vedete i dati invalsi, che sono una specie di misura che dà una capacità obiettiva, vedete che non è assolutamente giustificato, perché anzi il Piemonte, il Veneto e la Lombardia hanno i risultati migliori. Perché vi dico questo? E poi dite, ma io cosa posso fare? Perché vi dico questo? Perché per i datori di lavoro oggi non danno nessun valore al voto, non ci credono, lo vogliono vedere, e questo vale anche per la laurea. Quindi questo ha delle implicazioni importanti per come uno si pone, implicazioni importanti su che istituti va a studiare, che devono essere università serie, credibili, eccetera. Per cui la meritocrazia in Italia purtroppo è stata distrutta da questo sistema educativo e da molto purtroppo dai docenti, perché questi prima a non volere questo sono stati i docenti, non tutti i docenti, ripeto, non tutti. Quando io convinsi 10 anni fa la Gelmini a prendere gli invalsi e a toglierli dal commissariamento. Per 10 anni ho avuto opposizione dai docenti. Ancora oggi un terzo dei docenti si oppongono agli invalsi, ancora oggi. E come lo fanno? Suggerendo. Questo perché? Perché hanno capito una cosa, che oggi gli invalsi a cosa servono? Servono per valutare la qualità delle scuole. Perché? Perché non è possibile che una classe o una scuola abbia dei risultati sistematicamente migliori su tutti di un'altra. Perché? Perché vuol dire che è così fortunata ad avere tutti i ragazzi più intelligenti? No, è perché ha degli insegnanti migliori. Allora, quello che bisognerebbe fare, che in Italia non si riesce a fare ancora dopo tanti anni, è rendere trasparenti, io non so, i vostri dati invalsi sono trasparenti, cioè se io sono un docente, se io sono un parente, voglio chiedere i dati invalsi della classe, li posso avere? Li chiedono? No, vede. Allora, vede, questo è già un primo punto. A parte quando io a Como, un mese fa, l'equivalente diciamo che del responsabile dell'ufficio scolastico mi diceva che con la scusa della privacy non possono non li danno, quindi i genitori non riescono ad averlo, che è una gran balla, perché la privacy si riferisce a una persona. Io non ti dico i dati invalsi, ti dico i dati invalsi della classe, però io vi dico che mi sono divertito a giocare, a guardare tutti i dati statistici, che si vede, se uno vede questi dati, addirittura nelle classi. Io vedo che i risultati della classe invalsi di quella scuola è migliore, che vuol dire che quel docente di matematica è più bravo. Ma i genitori non lo sanno, gli studenti non lo sanno e non c'è nessuna trasparenza su questo nel sistema. Quando voi andate in Finlandia piuttosto che in America, piuttosto che in Corea, tutti sanno, vedono i risultati degli esami, tutti vedono, perché se quella classe è andata bene vuol dire che sono dei bravi docenti e tutti vogliono andare lì. Allora, tornando al tema delle soft skill, quella parte così, come si costruiscono queste cose? Allora, oggi c'è la scuola industriale dei tempi, questa lì che ho frequentato io, no? Eravamo sui banchi. Se voi andate nelle scuole finlandesi o coreane, non ci sono più i banchi, ci sono queste cose qui, sono dei tavolini, i ragazzi discutono, l'insegnante parla facilita. Solo che quando uno parla con i docenti in Italia l'hanno capito benissimo, le chiamano le classi invertite, però ne fanno un'operazione di arredamento immobiliare, sposto immobili. Non è un problema di arredamento immobiliare, è un problema di cambiare il modo con cui insegno, perché una cosa è il docente che insegna dalla cattedra e l'altra invece è il docente che fa sì che i ragazzi
che hanno studiato a casa magari su computer, letto la lezione, discutono su quel problema e lo dibattono e si preparano al mondo del lavoro. Purtroppo non è... questa chiamata dovrei prendere, ma non fa niente. Scusi. Andrea, ti posso richiamare? Sì. Allora, una cosa di cui volevo parlare è l'apprendistato. Uno dei più colossali delle confusioni dei ministri è su questo termine apprendistato. Perché l'apprendistato, e qui lo dico perché mi sembra di capire che avete dei buoni istituti tecnici, non so se però c'è poi l'altro aspetto che sono le aziende, l'apprendistato si pensa che sia solo le fabbriche. Imparo a usare un tornio. In Germania, che è la patria dell'apprendistato, in Svizzera, in Austria, solo il 10%. Vanno invece lavorano, fanno l'apprendisti nelle assicurazioni, nelle banche, nelle agenzie di viaggio, perché sono servizi. Secondo la grande confusione è che la gente pensa che vado lì a imparare una tecnica. No, vado a capire cos'è il mondo del lavoro. Capisco cosa vuol dire lavorare con gli altri. Molti ragazzi arrivano a 24-25 anni senza aver visto nient'altro che la classe. Non sanno neanche cos'è il mondo del lavoro. E allora non stupiamoci che troviamo quella statistica, perché un'azienda, magari non troppo grande, che ha bisogno di qualcuno, invece di prendere un giovane che sa essere magari più sveglio, più fresco, preferisce prendere, come si chiama, l'usato sicuro. Un signore di 50 anni che magari almeno sa cosa vuol dire lavorare. Non è solo questo che non l'hanno capito. Io con questa ministra di cui non faccio il nome, dice no, noi faremo l'apprendistato all'italiana. Ma i tedeschi l'hanno fatto meglio di noi. L'apprendistato in Germania è fatto metà tempo dall'età di 16 anni lavorando e metà tempo a scuola. Non un mese. Comunque stiamo facendo dei piccoli passi avanti. Io penso che l'apprendistato sia molto importante per gli istituti tecnici, un po' meno per i licei, dove penso che bisogna fare altre cose, eccetera. E infine, che cosa succede con l'apprendistato? Che il datore di lavoro, che ha questo ragazzo che ormai lo conosce da 4 anni, conosce le sue capacità, le soft skills, no? Le capacità, conosce il suo carattere e se gli piace lo assume. E quindi disoccupazione giovanile bassissima. Questo è il segreto del mondo del lavoro, non crediamo, la disoccupazione, i politici, nessuno ha capito nulla che cosa vuol dire veramente. E da noi invece l'apprendistato è l'alternanza scuola-lavoro, mansioni ridicole, fotocopie, tutte queste cose. Però le implicazioni di questo è che io vi dico, ho avuto il privilegio di incontrare tanti presidi bravi, molti presidi bravi di istituti tecnici l'hanno capito. Io ho conosciuto, adesso ve la farò vedere dopo, una preside fenomenale di Imola, che ormai conosco da 10 anni, e naturalmente sono andato a Imola 4 volte perché è una forza della natura, e lei si è inventata il suo apprendistato. Si è trovata a 5 aziende, i genitori le hanno dato una mano, tutto per conto. Andate a vedere i suoi ragazzi, tutti trovano lavoro, qualcuno riesce anche poi a fare il salto, perché la stessa scuola dice, mi ha chiamato l'altro giorno che uno è stata selezionata per Cambridge, giusto per parlare di Cambridge. Dipende tutta la fortuna di trovare il preside giusto, no? Parliamo dell'università, perché è la cosa a cui voi dovreste, presto, a cui dovrete pensare. Allora, io ho questo capitolo che dice l'università, il labirinto italiano, lungo, stretto e senza tante vie di uscita. Sembrare un controsenso rispetto a quello che ho detto prima, no? Io continuo a pensare che l'università sia fondamentale, tutto quello che leggete sui giornali, che ormai che laurearsi è fondamentale, ma non laurearsi per prendere il pezzo di carta in un posto qualunque, in una facoltà qualunque. Dipende dove ti laurei, come ti laurei, in quanto tempo ti laurei, in che cosa ti laurei. E questo è il punto fondamentale, cioè
questo lo lasciamo perché non ha importanza, lasciamo perdere il liceo. Qui scusate, prima di passare all'università voglio parlare un momento delle famiglie, perché ho questo capitolo sulle famiglie, poi ritorno all'università. Io parlo con tanti genitori, ovviamente, sono anch'io un genitore, e sento sempre questa frase: il lavoro di famiglia è più sicuro. Tutte le volte che sentirete questa frase è sbagliata, perché col lavoro che in famiglia uno non capirà mai quanto vale veramente e sarà sempre protetto da papà e mamma. Le scuole sono tutte uguali, sbagliato. Come abbiamo visto ci sono scuole migliori e scuole peggiori, ci sono insegnanti migliori e insegnanti peggiori. Il voto è un giudizio sul ragazzo, e quindi abbiamo soprattutto al sud queste trattative terribili come dei mercanti di tappeto, perché no, ma dovevi dargli la sufficienza, non gliela dai, eccetera. Il voto non è un giudizio sul ragazzo, ma è un giudizio sulla sua prestazione specifica in quella prestazione, in quell'esame. Ma se il ragazzo può anche prendersi un 4, ma se uno discute e capisce, la prossima volta prende 8. Sono nato in Libia, sono un profugo, ho fatto le scuole italiane e sono lavorato in ingegneria al Politecnico, ho anche insegnato matematica, fisica. In quinta elementare ero pessimo a matematica, un disastro. È arrivata una docente fenomenale, si chiamava Spadea, non la dimenticherò mai, e mandò dai miei genitori e dice: guarda che qui c'è un problema, no? Questo ragazzo non è vero che non è portato. Mi ha fatto studiare un po' meglio, ho fatto un po' di ripetizione, mi sono laureato in ingegneria al Politecnico di Milano. Il fatto che prendessi 4 non voleva dire niente. Quest'idea, non sono portato per la matematica, o le ragazze non sono portate per la matematica, questa è un'altra cosa spaventosa che sento dire. Proprio. Poi prima si studia, poi si lavora. Tutte le volte che sentirete dire questa frase è un errore gravissimo. Si lavora e si studia e si lavora. Quindi, siccome vi assicuro, sono tanti i genitori che dicono quelle cose lì a destra, in Italia. Quando dico le famiglie, la fabbrica di disoccupati, famiglia italiana. Allora, quindi una delle cose che dico è che su quei suggerimenti, che quando vado in posti come questi, quando parlo con le famiglie, con le scuole, con i ragazzi, dico: attenzione, concentratevi a discutere come sta andando la scuola, chiedete i dati invalsi, discuteteli, perché in questa classe i risultati della matematica vanno bene, in quell'altra non bene, e parlatene col preside, e se il preside è capace e bravo vi risponde, e se no lo fate cambiare. Io ho conosciuto delle ottime scuole in cui le famiglie hanno fatto cambiare il preside. Agire come i clienti della scuola. So che non piace questa parola, dice: ma come la scuola è come una pizzeria? Però alla fine la scuola è un servizio che stiamo pagando tutti quanti, tutti, anche voi lo state pagando. E voi siete i clienti. Quando io parlavo di queste cose veniva attaccato da sindacati delle scuole, dice: ma come si permette, clienti della cultura? No. La scuola è un servizio. Poi funzionare come ponte per il mondo del lavoro e dell'università. Le famiglie, questa preside straordinaria di Imola ha trovato dei genitori molto preparati che gli hanno fatto questo mestiere, molto motivati. Non so se la vostra fondazione può concepire una cosa di questo genere. Funzionare come ponte per il mondo del lavoro e dell'università, creare le occasioni di apprendistato. Restituire credibilità ai voti. Nessun voto è per sempre. Non esiste il voto per sempre. Se prendete 5, non vuol dire che voi non siete da 5. Semplicemente avete fatto da 5 in quel momento, per quella prestazione. E poi costruire il rapporto, i presidi sono una cosa fondamentale. Io ho avuto la fortuna di incontrare dei presidi eccezionali. Quella lì in alto a sinistra è la mia preside cosa pesa 110 kg, è una donna straordinaria, ma ce ne sono. Quella lì a destra sono il preside di Scampia. Voi vedete, penso che guardate Gomorra. Scampia è un istituto tecnico
A Scampia c'è un istituto tecnico. Questi due signori hanno preso questo istituto tecnico, nella patria dell'illegalità e della droga, e ne hanno fatto uno dei migliori istituti tecnici della Campania. Sono stato da loro, li ho incontrati, se ci sono riusciti loro a Scampia. E cosa sono questi presidi? Non sono li chiamano dirigenti tecnici, sono dei leader di persone, sono, li hanno chiamati sceriffi a un certo punto, sono appassionati, tutte queste sono veramente persone appassionate, piene di entusiasmo, di motivazione, e sono sempre alla ricerca del meglio. A me basta andare in una scuola, parlo un quarto d'ora col preside e già vi posso dire che posso prevedere i risultati invalsi di quella scuola. Perché chi come noi lavora nel mondo delle aziende è come valutare, scusi, un dirigente, questo non c'è molta differenza. Allora, parliamo adesso del tema università, facoltà, eccetera. Allora, intanto c'è questo tema della scelta tra percorso liceo universitario o tecnico professionale. Io ho visto delle situazioni spaventose, dove ragazzi che avevano il potenziale per poter fare l'università non l'hanno fatta perché i genitori non volevano, e ragazzi che invece non ce l'avevano facevano il percorso e poi abbandonavano. 25% di abbandoni, è una cosa drammatica, perché quando si abbandona si abbandona. E invece quello che deve contare è la passione, la capacità dello studente, non dei genitori. Tutta la cosa che dibattito classico, scientifico, sono tutte balle, tutte balle. Il nostro liceo classico vive ancora di questa immagine del passato che era la scuola d'élite, ma oggi, che sia classico, scientifico, linguistico, basta che sia un ottimo liceo con dei buoni insegnanti, dopodiché la scelta è funzione della passione. Qualcuno piace le facoltà cose più umanistiche, va al classico, qualcuno piace le cose più scientifiche, va allo scientifico. Ma l'importante è che vada in una buona scuola, non è che vado al classico perché è meglio o vado allo scientifico perché ci sono queste... Poi c'è il tema della facoltà, e questo faccio un punto molto importante. Quando parlo con molti ragazzi in Italia, tutti vogliono fare qualcosa, le aziende non piacciono. Andare a lavorare nel mondo delle aziende, o delle banche, o delle assicurazioni, non piace andare a fare altri mestieri, però ragazzi, il 70% dei posti di lavoro dei giovani sono nelle aziende. Allora, uno può decidere, come ha fatto questa ragazza eccezionale, di fare l'antropologa. Lo faccio una facoltà non aziendale, una facoltà umanistica, una donna eccezionale, Silvia Cafagna, ha fatto il liceo scientifico, poi ha studiato in Spagna, poi ha fatto la laurea triennale alla Milano Bicocca in antropologia e cultura cinese, studiando per passione. Durante la laurea ha lavorato a Mondadori, poi però ha visto che un lavoro non lo trovava. La cosa peggiore che avrebbe potuto fare è prendersi un'altra laurea, come fanno 9 su 10, oppure vivacchiare. A un certo punto è arrivata a 23 anni, Silvia a 24, ha deciso basta, io ho capito che non ce la faccio, vado nel mondo delle aziende. Si è fatta la laurea magistrale in marketing e comunicazione e oggi è una dei capi del marketing digitale a Vodafone. Quindi io non ho assolutamente nulla contro le facoltà non aziendali, umanistiche. Peraltro, come diceva lui, come diceva il dottore, molti miei ex colleghi che facevano il mio mestiere hanno studiato storia, letteratura a Oxford e a Cambridge e poi hanno fatto business, però l'hanno fatto in buone università dove studiavano letteratura e storia e filosofia usando la testa, non a memoria. I due più grandi manager italiani che ho mai incontrato io si chiamano Franco Tatò e Marchionne, tutti e due laureati in filosofia. Dipende come studi, dove studi e quanto anche una facoltà umanistica ti permette di usare la testa. Tornando però a prima, il
L'altro discorso è il tema della... Ecco, questo punto è fondamentale. Voi immagino vogliate tutti andare all'università, penso, ok? Perché fate la superiore. Quanti di voi pensano di cercare un'università che non sia Trieste, Venezia? Quanti di voi pensano a un'università che non sia necessariamente Trieste e Venezia? Fantastico, poche, però molto meglio della media. Posso chiedere a te dove vuoi studiare? Dove? Ok, anche una ragazza lì aveva alzato la mano, sì, lei, sì, tu? Complimenti, comunque pochi ancora, perché credo se era su una cinquantina hanno alzato 10. Io non lo dico perché a parte che io sempre incoraggio ad muoversi, andare via di casa, è una cosa, però la scelta, voi avete ottime università qui vicino, Ca' Foscari è un'università eccellente, Trieste, ma uno deve andarci perché è buona, non perché è vicina. E se magari uno vuole studiare ingegneria, io sono nell'advisory board del Politecnico di Milano, che provi a entrare nelle migliori università d'Italia. Le statistiche dicono Politecnico di Milano, e quindi ci provo, non ci riesco, poi vado a... Capite? Questa è una cosa fondamentale. Triennale o specialistica? Anche qui dipende, ma io penso che dipenda moltissimo anche dalla vita di ogni persona. Io nel mio saggio ho raccontato tante storie, sto andando troppo per lungo, ho quasi finito. Qui ci sono dei ragazzi che hanno capito quanto la laurea potesse essere per loro l'ascensore sociale. Questo entrambi, Giorgio Bassanelli e Simone Imbolito. Entrambi figli di operai che si sono ribellati al loro destino, in particolare Imbolito. Il padre era un operaio che voleva che lui facesse il perito industriale. Invece i suoi maestri avevano capito che hanno lavorato durante gli studi, uno faceva il pizzaiolo a Padova, hanno fatto le lauree in buone università, una alla statale a Milano in agraria, a Bassanelli, e l'altro a Padova in ingegneria, e sono entrati come dirigenti. Bassanelli oggi è il capo della parte fresco latticini di Luxottica, che è un business da 1 miliardo, laureato in agraria, scusate, di Esselunga, non Luxottica, Esselunga. Io sono stato al consiglio di amministrazione di Esselunga e l'ho conosciuto lì, questo ragazzo, bravissimo. Quindi capite come la laurea, però uno deve anche gestirsi, allora in questo caso faccio la triennale. Comunque il mio principio, quando mi viene chiesto, io a tutti dico fare la triennale e non fare subito la specialistica. Noi veniamo da un mondo in cui purtroppo ancora gli datori di lavoro non valorizzano troppo la triennale perché il 3+2 non ha funzionato e tutte queste cose. Però non c'è niente di meglio che un ragazzo si faccia la triennale, che a 21 anni vada a lavorare 2 anni e poi alla specialistica, se ha voglia, se è capace. Ma l'importante è lavorare un po', chiarirsi le idee su quello che piace. Allora, questo tema delle lauree, come ho detto all'inizio, la laurea paga, ma non dappertutto. Quanti di voi ragazzi consultano Alma Laurea? Nessuno. Vabbè, Alma Laurea è una cosa che si va su internet, io sono andato, Alma Laurea vi dice quell'anno quanti si sono laureati, cosa hanno trovato. Dica. Devono tutti alzare la mano. Ah, quindi lo fanno? Abbiamo fatto, un attimo, abbiamo fatto una sessione un giorno solo con una laurea. Quindi sono io che... Dicono, Quindi sono io che li intimidisco? Sono io che li intimidisco? No, allora, o la sessione non è stata chiarita, cioè, allora ragazzi, comunque, è una cosa positiva. L'Alma Laurea è uno strumento utile, ve lo spiego io perché. Perché poi dice, guardate, anche ingegneria al Politecnico di Milano, 93% trova lavoro in 1 anno. La media italiana
65. Se uno va in qualche facoltà di ingegneria, di cui non faccio il nome, che sta sotto Roma, 43%. Economia, se voi prendete la Bocconi, 93%, la media 53%, in economia 33% l'università. Peraltro, se voi prendete invece lettere e lingue, vedete Ca' Foscari, e sono tutte e due, Ca' Foscari e l'Università di Torino, un ottimo risultato, perché sono ottime università, preparano i giovani, li preparano su alcune facoltà e non su altre. Quindi la laurea sì, ma non a tutti i costi, non dappertutto. Quindi alla fine sono 5, ho finito praticamente, quindi l'università conviene, è fondamentale cercare di laurearsi, ma non basta il pezzo di carta, non fatevi condizionare dalla vostra famiglia, fate quello che vi piace e per capire che cosa vi piace ci vuole una lunga preparazione, perché se uno studia a Portogruaro, nasce a Portogruaro, vede degli amici di Portogruaro, fa a scuola a Portogruaro, vede tutto, non ha tante possibilità di capire cosa gli piace. Il modo migliore di capire cosa gli piace è di avere tante esperienze, muoversi, uscire. Poi, percorso aziendale o no, se uno vuol fare antropologia, bene, ma non fino alla fine, se no si rimane disoccupato cronico, e a questo punto devi correggere il tiro rapidamente se le cose non vanno. Laurea invece per il mondo aziendale, scegliere sempre la migliore università. Guardate, Alma Laurea, sempre, non quella vicino a casa. Un'esperienza per la triennale e magistrale e poi il tempo conta, quest'idea del fuoricorso, che è una cosa che esiste solo in Italia. Solo in Italia. Io lo dico a tutti, è meglio uno che si laurea con 95 nei 5 anni o nei 4 anni previsti che, per questo dico no, io aspetto 2 anni. Il datore di lavoro dà molto più importanza al fatto che un ragazzo ha avuto la disciplina di finire nei tempi che di... Immaginate che al liceo dice, sai, la maturità non mi è piaciuto il mio voto, voglio fare un altro anno. Questo esiste solo in Italia, il fuoricorso. Non andare fuori corso e soprattutto laurearsi in fretta. La media della laurea in Italia è 27 anni, la media della laurea in tutti questi paesi che dico è 23 anni. I ragazzi vanno sul mondo del lavoro che sono già vecchi, non che sono vecchi, perché sono già per i datori di lavoro, hanno già perso tanto. Quello che sanno non è così importante perché tanto il mondo cambia, la tecnologia, gli viene rinsegnato continuamente dal mondo del lavoro. Allora, chiudiamo così, quindi futuro quello che chiamiamo 9 mosse per i ragazzi. Fate le proprie scelte per convinzione e non per fatalismo. Ho incontrato un sacco di ragazzi, ma perché hai fatto questo? Sai, perché è così. No, devo essere convinto di quello che faccio. Poi, non cercare mai alibi. Ah, ma io non posso fare questo perché qui da noi... Conquistarsi rapidamente l'indipendenza dalla famiglia. Non c'è niente di più importante, la famiglia è una cosa meravigliosa, io sono stato molto legato alla mia famiglia d'origine, però solo quando uno è indipendente, si porta a casa un po' di, magari anche una piccola paghetta sua che ha guadagnato, comincia a capire quanto vale veramente. Perché se dipendi sempre da papà e mamma non capisci quanto vale, quindi non hai la sicurezza di metterti in gioco. Abbandonare le comodità e cercare le difficoltà, sì, magari è un po' più scomodo andare a Milano piuttosto così, però è un'opportunità. Non avere paura di fallire. Io nella mia vita ho fatto una decina di fallimenti spettacolosi, però solo se uno fallisce e poi riesce a ripartire, prende fiducia in se stesso. Se tu non fallisci vuol dire che non rischi. E se non rischi, chi non risica non rosica. Scoprire in fretta le proprie passioni. Questo è un tema fondamentale. Quando giro l'Italia e parlo con i ragazzi, la ragazza che le domande che mi fanno di più è com'è che si fa a scoprire le passioni in fretta? Non è facile, lo spiego nel saggio, ma la cosa più importante è vivete più esperienze possibili. Scegliete le scuole da clienti, quello l'ho detto, e poi diventare cittadini del mondo. Quando io dico girare, non è per imparare l'inglese. L'inglese ormai è, o imparate l'inglese o l'inglese è un must. Devo saperlo molto bene. Ma il
cittadini del mondo è perché il mondo del lavoro, quando andrete voi nel mondo del lavoro, sarà un mondo del lavoro che se anche sarete a Portogruaro, le probabilità che vi troverete in un team dove vi troverete un pakistano, una cinese, sono molto elevate. E quindi la capacità di gestire la diversità, che non vuol dire soltanto lavorare anche con generi diversi, ragazzi con ragazzi, ma con colori diversi, eccetera. Quindi diventare cittadini del mondo vi prepara alla diversità. Finito. Abbiamo un quarto d'ora. Qualche intervento, professoressa Guerra? Con la sua esperienza. Sì, sono stata molto stimolata da questo intervento, d'altra parte avevo letto già il saggio e devo dire che nel saggio e anche nella presentazione che lei ha fatto mi trovo sicuramente molto d'accordo nella prima parte e nell'ultima, in mezzo c'è qualcosa su cui magari mi piacerebbe discutere. Ecco, io vedo questo suo intervento, questo suo saggio, lo pongo sotto forma di amico critico, cioè la persona che pur essendo al di fuori della scuola, del mondo scolastico, o proprio perché è al di fuori della scuola, del mondo scolastico e universitario, riesce a vedere alcune cose che chi è dentro magari non vede, no? Perché noi siamo molto spesso, abbiamo i nostri paraocchi che ci fanno vedere le cose in un determinato modo. E quindi diciamo che l'analisi che lei ha fatto mi trova molto d'accordo su tutto, direi, su tutto. Dove ho delle perplessità è rispetto alle soluzioni o le proposte, insomma, che lei fa. E in particolare, tornando al tema fondamentale che è quello della valutazione del merito, no? Credo che parlare in generale di valutazione di merito in un percorso formativo che parte in Italia dai 3 anni e arriva fino all'università sia un po' generico. Bisogna, credo, pensare che in questo lungo percorso si costruisce una persona e un cittadino, no? Quindi la funzione della scuola è quella di creare persone capaci di rapportarsi con il mondo che le circonda in termini di cittadinanza e poi anche in termini di lavoro, proprio perché la scuola ha una sua finalità che secondo me è questa, cioè quella di creare la cittadinanza. L'industria, la produzione poi ha una sua finalità che è diversa e l'importante è trovare un momento di sintesi comune fra questi due mondi. L'esperienza che ho avuto io in questi anni come dirigente di un istituto tecnico professionale è stata sicuramente di una grande disponibilità da parte del mondo imprenditoriale locale. Le persone che sono qua, voglio dire, ci conosciamo da anni perché abbiamo veramente lavorato moltissimo insieme. Ma tornando al discorso della valutazione, ecco, il punto che per me è più difficile da comprendere delle sue proposte è quello relativo alla scelta della scuola, su cui lei invece insiste moltissimo. Allora, io premetto che sono a favore delle prove invalsi perché ritengo che siano uno strumento in mano alla scuola per capire dov'è. Una volta che ho capito dove sono posso anche lavorare per migliorarmi. Detto questo, credo anche che sia necessario che tutte le scuole siano portate al miglior livello possibile, perché non può essere che la scelta che ha fatto il genitore per me, parlo per esempio di ragazzi fino alla scuola superiore, la scelta che ha fatto il genitore per me condizioni il mio futuro. Io
se sono un cittadino di questo paese, devo avere il diritto di avere la migliore scuola possibile vicino a casa mia, perché sono un bambino della scuola primaria, sono un ragazzo della scuola media, alla scuola superiore comincia a esserci una differenziazione, ma anche lo studente è più grande, all'università sono d'accordissimo con lei. Il ragazzo deve andare fuori, a meno che giustamente non abbia la migliore università che gli interessa proprio sotto casa, ma anche in quel caso serve bene che cercasse qualcos'altro. Il professor Gattullo, che era un docimologo di grande levatura a mio parere, diceva che lo scopo della valutazione e della docimologia è quello di fare in modo che complessivamente nel Paese tutti gli studenti abbiano la migliore istruzione possibile, non che qualcuno ce l'abbia. Allora, questo voglio dire, la ringrazio. Cara dottoressa, allora, rispondo in due modi. Il primo punto che lei dice, e l'ho sentito tante volte, tanto io vengo spesso accusato di essere un emissario della Confindustria, quando io sono molto critico della Confindustria. Le faccio una domanda. Per essere un buon cittadino, quindi per esempio capire se la legge pro-vax o no-vax abbia senso, non devo saper leggere, capire quello che leggo, interpretarlo, avere un po' di spirito critico, ragionare e parlarne con altri. Sono le stesse cose di cui c'è bisogno nel mondo del lavoro. Primo punto. Quindi, però questa cosa l'ho sentita, quando giro l'Italia, sento dire, lei viene dal mondo del lavoro, noi dobbiamo insegnare la cultura e la cittadinanza. E questo bisogna stare molto attenti, perché so che non è quello che lei vuol dire, però purtroppo molti suoi colleghi, sono 800.000 docenti in Italia, secondo me, cioè, tutti i sondaggi, 30% dicono no, la scuola deve insegnare la cultura, come vuoi misurare la cultura? Questo è il primo punto. Lei sa che questa visione della storia della cultura è una visione incredibilmente aristocratica, perché come funzionava nel secolo scorso? I ricchi, i figli di, studiavano, facevano la cultura, e gli altri poveracci imparavano il mestiere. La cultura, il lavoro era... però noi siamo un po' rimasti con questa visione, molti di noi. Allora, questo è uno dei problemi, perché quando io parlo, 30% degli insegnanti mi dicono no, la scuola non deve servire per il lavoro. Io non dico che la scuola serve solo per il lavoro, dico solo che ci sono delle cose che bisogna imparare che servono per tutto, servono anche per essere buoni genitori, perché uno che non sa ascoltare il proprio figlio, uno che non riesce a capire il proprio figlio, che non comunica con il figlio, sarà un pessimo genitore. E queste sono le stesse cose. Venendo al tema della seconda parte, che è quella della qualità media, io in Finlandia sono le migliori scuole d'Europa, sono tutte buone. Dopodiché, cosa succede? Che sono qui da 20 anni. In Italia siamo esattamente l'opposto, siamo un paese che ha più variabilità. Perché? Perché nessuno dei nostri docenti si vuole far valutare. L'Italia è l'unico paese, insieme alla Grecia, dove le scuole non si valutano. In Italia e in Finlandia ce n'è meno bisogno, però per esempio in Inghilterra, che ha delle scuole mediocri, ci sono 1200 ispettori che vanno a valutare le scuole. In Francia ce ne sono 1100, quelli inglesi si chiamano Her Majesty Inspectors. Da noi ce ne sono 45, si chiamano dirigenti qualche cosa, possono intervenire in una scuola, come lei sa, soltanto se ci sono degli abusi, perché le scuole non vogliono essere valutate, perché l'insegnante non vuole essere valutato. Dottoressa, purtroppo lei ha la sua esperienza, io ho girato tutta l'Italia, l'ho incontrate, e quindi l'opposizione da parte... Allora, visto che non cambierà, parlo con le famiglie, visto che non cambia, perché il MIUR non è capace di farlo, sono 2000 ragioni, sono 10 anni, chi deve valutarle? Sono le famiglie e gli studenti. Devono loro entrare nel merito di valutare, e invece di mettersi in una contrapposizione sul voto che è totalmente
fuori dal conto, invece di andare a dire devi dare un po' di più, ma scusa, ma perché non migliora? Cosa hai fatto per farlo migliorare? Questo è il tema che io trovo assolutamente importante, però io la ringrazio perché effettivamente lei peraltro è in un istituto tecnico che ragiona esattamente come dovrebbe ragionare, no? Quindi segue. Però si immagini in alcune situazioni dove il 60% dei ragazzi arrivano in ritardo, nessuno sa, parlavo con questi docenti, ma lavoro, noi siamo qua per insegnare la cittadinanza, la cultura, sa quante volte l'ho sentita questa frase? Direi una parola forse ai ragazzi che sono più interessati, perché tanti adulti vedo che so per voi, prego. Alla luce di quelle che sono le competenze Puoi dirmi come ti chiami? Arianna Galasso. Ok, grazie. Alla luce di quelle che sono le competenze soft che quindi sono richieste nell'ambito lavorativo al giorno d'oggi, secondo me quindi la scuola italiana è sbagliata, diciamo, dal principio, perché appunto, e questo potrebbe essere anche probabilmente una soluzione al fatto che i docenti valutano gli studenti in maniera del tutto arbitraria molte volte, perché secondo me con il voto appunto che viene dato alla singola prestazione si perde un po' di vista tutto il percorso globale dello studente e che quindi viene diciamo in un certo senso sminuito. E infatti anche quando noi arriviamo alla fine del nostro percorso scolastico, quindi alla fine del quinto anno di superiore, o come è appunto successo alla fine del terzo anno delle medie, ma anche come succederà alla fine del quinto anno di università, quello che avremo in mano sarà solo una valutazione numerica, però in realtà tutto ciò che il percorso che noi abbiamo fatto non sarà attestato da delle parole, quindi forse i giudizi che gli insegnanti esprimono non dovrebbero essere tanto in maniera numerica quanto sul lavoro che viene fatto e in questo modo potrebbero essere anche più imparziali, diciamo, perché il lavoro che fa uno studente non può essere contestato come quello che fa, come appunto quello che, come ciò che rappresenta il voto che non è qualcosa di oggettivo, ma più di soggettivo. Infatti... Però, ho capito il punto, ti interrompo, scusa, così lasciamo parlare, ho capito. Attenzione che la soft non vuol dire che poi non si è misurati. Allora, a un certo punto una qualche forma di misura ci deve essere. No? Poi che questa misura tenga conto solo di un esame di maturità o di un percorso, io ho visto 50 tipi diversi, c'è chi lo fa dando ma anche da noi si comincia a dare i pesi, però a un certo punto un voto deve essere dato, solo che il voto è una misura di prestazione, non so come dire, quindi è una misura per andare a capire come si migliora. Poi però esiste un momento in cui bisogna essere selezionati. Bisogna essere selezionati, cioè in Italia purtroppo sto concetto della selezione, che uno è più bravo, virgolette, di un altro, non entra. Io vi dico, nelle migliori scuole internazionali, università internazionali, non c'è neanche il voto. Dice, tu sei nel 10%, nel 50, 20, 60, 20. E nel 10 c'hai il 10%, c'hai il 2% che sono i più bravi. Allora, questa parte qui è un giudizio che è numerico, perché tu vai a vedere c'è proprio la classifica. Quello che si è perso da noi è proprio questo. Allora, dopodiché, che invece un ragazzo debba essere valutato in generale anche su quello che è, sul suo carattere, è una cosa fondamentale ed è molto importante, è una cosa su cui dobbiamo molto lavorare. Ma ti dirò una cosa, il problema non c'è solo a scuola, c'è all'università. La mia università, il Politecnico di Milano, che è la migliore d'Italia, io lo dico sempre, siamo pessimi, perché arriva il professore, si mette davanti alla lavagna, svolta le spalle, per lui, infatti nel mondo, questo è uno dei problemi dell'università del mondo. Oggi non apriamo questo, però comunque la cosa importante è non bisogna rifiutare il voto, la misura, non bisogna rifiutare la competizione. Cioè da noi questo problema di fondo è che non si vuole la competizione.
competizione. Allora, per questo, a questo punto, che cosa succede? Che il datore di lavoro vede, ma sai, questo qui non dà nessun valore, cioè io parlo con il datore di lavoro, il datore di lavoro dice, guarda, per me sono 3 università in Italia che contano, il voto che prendono è importante, tutte le altre, il voto che hanno preso, il liceo, non vuol dire niente, perché è tutto... Poi volevo dire un'altra cosa, quando parliamo di... È vero che parliamo di soft skills, che sono quelle cose un po', diciamo, un po' più meno misurabili per definizione, ma quando io parlo di problem solving e di capacità di ragionare, quello vuol dire, sono proprio delle cose che si misurano, perché immagino, tu avrai fatto i test invalsi, no? Sì. Test invalsi di matematica, di scienza, di italiano, sono risposte su cose su cui ragioni, devi ragionare con la tua testa. E questa cosa qui, se ne azzecchi 10 su 100, hai ragionato meglio e peggio di uno che ne azzecca 90 su 100. Quindi io credo che invece non bisogna, poi da noi c'è questo, c'è proprio il rifiuto della cultura come chiamarla, della competizione, del voto. Cioè, se uno va in Inghilterra, in Finlandia, in Cina, eccetera, e cioè chiede, copiare è un crimine. Da noi, se non suggerisci, sei un... ma non è un problema che sei cattivo, è che se tu fai copiare, stai falsando, stai creando un danno a tutti, perché stai falsando il sistema di riferimento. E questo... No, ma cioè proprio quando dico l'etica del lavoro, cioè noi italiani, noi abbiamo un potenziale, non voglio parlare di... Noi siamo un paese che ha un potenziale straordinario. Noi potremmo fare delle cose meravigliose. Gli italiani sono persone individualmente, c'è stato il Rinascimento, avevamo la nostra... Firenze valeva 5 volte l'Inghilterra, abbiamo fatto cose straordinarie. Il problema che noi abbiamo è che abbiamo perso il modo per poter valorizzare questo straordinario capitale umano che sono gli italiani. Perché non si vuole più... poi più si va al sud, più si va al sud si vede sempre, tanto quello lì comunque ce la fa, no? Poi allora è raccomandato, lo aiuta. Allora perché mi impegno? Perché mi devo impegnare io se so che un altro è a fare? Cioè no, nel nostro paese si riscopre la meritocrazia, si riscopre l'impegno, l'essere valutato in relazione agli altri, ha un potenziale, è solo quello il problema non è il deficit, il problema non è il 2, non sono tutte queste cose che noi... Il problema dell'Italia è solo quello, è un problema sociale, è un problema di che gli italiani devono riscoprire il loro genio, la propria capacità, la capacità di far andare avanti i migliori italiani, che poi trascinano tutti, Come diceva Kennedy, la marea fa salire tutte le barche, sia quelle grandi che quelle piccole, quindi però salgono tutti. Noi abbiamo perso questo. Sì. Scusa, ti ho interrotta, è una cosa che mi piace fare, anzi ho fatto una non soft skill. Cioè, la competizione deve esserci perché appunto è indispensabile anche per andare avanti, però proprio la modalità con cui viene assegnato il voto, perché infatti molte volte il voto che viene assegnato ad una persona non si basa principalmente su quello che sa una persona, quello che conosce, ma su ciò che scrive, su ciò che dimostra in un foglio di carta, che probabilmente però ma allora non vuol dire che è quello. dato male, scusa, posso dirti, sono d'accordo con te a questo punto, non avevo capito, ti avevo interrotto. Sì, questo volevo intendere. Bisogna misurare bene, quando io vado a parlare con i bravi insegnanti e gli chiedo cosa pensa di un certo ragazzo, indipendentemente dal voto, ti descrive perfettamente questo ragazzo, qual è il suo merito, quali sono i suoi punti di forza, i suoi punti di debolezza, su che cosa deve rafforzarsi, e alla fine dice nella mia classe lui è nel 10%. I bravi insegnanti lo sanno, se il voto è dato in maniera... vuol dire che non lo fanno bene. E peraltro i bravi insegnanti sono quelli che riescono a valorizzare, a capire sia i più bravi che i meno bravi. In Finlandia i migliori insegnanti nelle classi hanno nella stessa classe
i ragazzi più in difficoltà, senza insegnanti di sostegno, e i ragazzi più bravi, e riescono a fare bene per tutti. In Italia è tutto tarato sul più debole con l'insegnante di sostegno, mediamente. Sì, ma parlo su sì. È proprio quello che sto no, ma per dire, quindi... Comunque era per dire, ho capito il punto di Arianna, spesso il voto diventa un esercizio formale di misura su un pezzo di carta che non ha nessun riscontro sul miglioramento, su cosa deve fare per migliorare, e spesso non ha nessuna attinenza sul vero valore reale e potenziale del ragazzo. Se è così è perché l'insegnante non è bravo, e purtroppo è così. Del suo intervento mi è piaciuto molto, la inviterei a un collegio dei docenti, ben volentieri. Lei è un docente? No, io sono dirigente scolastico. Ecco, quel passaggio rispetto alla scuola trasmissiva di cui lei parlava e ha fatto quelle due fotografie molto interessanti, io credo che sia proprio da partire da lì. La scuola oggi, se vuole attrezzare i nostri studenti a una realtà complessa, come lei diceva, è altamente competitiva, deve essere una scuola, a mio parere, che lavora sulle competenze, cioè i ragazzi devono uscire dalle scuole competenti, perché siano competenti è necessario superare l'idea di una cultura trasmissiva, quindi conoscenze solide, importanti, e i docenti devono distinguere la nozione dalla conoscenza, e per sapere qual è le conoscenze essenziali devono essere veramente degli esperti della disciplina, ma poi devono proporre agli studenti dei compiti complessi, e i compiti complessi richiedono lavoro in team, compiti sfidanti, compiti che abituino i ragazzi alla resilienza. Quindi io credo che sia proprio necessario ripensare proprio lo spazio, come diceva, all'interno delle aule. Non bastano i tavolini, certo, trapezoidali, ma bisogna proprio di dare le conoscenze e far lavorare i ragazzi, farli lavorare in classe. E la trasmissione oggi non li attrezza per il tipo di problematiche che dovranno affrontare. Quindi io penso proprio le competenze, essere competente, ossia utilizzare conoscenze e abilità in compiti originali e sfidanti. Quindi bella suggestione, grazie. Okay, una cosa che volevo dire, prima che fra un quarto d'ora, siccome io ho fatto tante proposte a ministri su come migliorare la scuola, ho criticato la buona scuola, oggi non parliamo di questo, il mio saggio era... Il titolo del saggio, anzi, è proprio questo, dice: non aspettare la buona scuola, sceglitela, trovatela, fatela. Quindi, siccome siamo qui per voi alla fine siete mediamente abbastanza privilegiati, perché siete in un contesto di scuole migliori della media, siete comunque in un centro universitario comunque di qualità. Però potete fare, il vostro futuro dipenderà moltissimo da quello che fate. Ci sono delle altre domande che volete fare? Dimentichiamo come deve cambiare la scuola, cosa farà il prossimo ministro, che ne cambierà ancora un'altra lui. Io l'idea su cosa bisogna fare ce l'ho, ma a voi non interessa, voi non dovete pensare a come cambiare la scuola italiana, voi dovete pensare a come prepararvi il vostro futuro. Quindi io vorrei capire, siccome sono qua per voi, se avete delle domande ancora. Possono fare domande? No, anche che riguarda però il loro futuro, il futuro dei ragazzi, quindi genitori. Prego. Come ti chiami? Lorenzo. Faccio riferimento a un capitolo del suo libro che parla della crisi e degli effetti che ha avuto sulla disoccupazione, in particolare sulla disoccupazione giovanile. Lei parla di una crisi che sembra infinita e parla anche probabilmente dei giovani che si accontentano troppo spesso di una giustificazione che è quella della crisi, che va avanti da ormai quasi più di 10 anni. Va letto come un monito, come un po' una critica ai giovani che
spiegazioni che gli vengono date magari da quello che viene definito il quarto potere, quindi il giornalismo. Anche faccio riferimento a un intervento che ha fatto il Presidente della Commissione Europea domenica a che tempo che fa, in cui dice che è una generazione che non scende più nelle piazze, che non prende più parte alle discussioni che riguardano il proprio futuro. Lei quindi voleva dirlo in questo senso? Voleva No, fare non volevo dire, guarda, quando parlavo di alibi, parlo per esempio di ragazzi, una ragazza di Reggio Calabria che mi diceva, ma sai, io vorrei andare a Milano, ma mi costa troppo iscrivermi e non ci sono le scuole, non ci sono la vita costa troppo. Non è vero. Al Politecnico di Milano e alla Bocconi, oggi ragazzi che vogliono venire provano, se non possono permettersi non pagano la retta e noi al Politecnico di Milano abbiamo 2000 posti letto, di cui un terzo sono finanziati dalla regione, non pagano niente. Questo è l'alibi. Io invece torno a un altro punto che tu stai facendo. Io trovo che i giovani invece, secondo me non è vero che i giovani, tutti quelli con cui ho parlato io hanno un gran desiderio di capire che cosa fare. Il problema è che vengono molto confusi dai media, abbiamo dei media spaventosi. Io scrivo per il Corriere della Sera, che è il migliore, e vi assicuro che quando incontro alcuni miei colleghi io sono un dilettante. Abbiamo dei media spaventosi, abbiamo il fake news della rete, Facebook, che è spaventoso, e quindi sono un po' confusi, e poi le famiglie. La crisi nostra non è una crisi che va avanti dal 2009, la situazione del nostro Paese è così da 25 anni, da 30 anni, solo che non ce ne siamo resi conto perché per una fase, fino a che non siamo entrati nell'euro, abbiamo creato ricchezza con la spesa pubblica, si è speso un sacco di soldi con la spesa pubblica, adesso questo è finito, poi non è colpa dell'euro, è finito perché il mondo non funziona più così. Noi non siamo mai veramente entrati nell'euro, mai. Siamo entrati con la valuta, ma non abbiamo voluto fare le cose per farlo. Detto questo, i giovani, io volevo proprio darvi un segno di positivo. Ragazzi come voi, che state comunque in un territorio privilegiato, il mondo è apertissimo. Se voi scegliete una buona università, fate un lavoro, riuscite a trovarvi delle occupazioni che vi fanno crescere come persona, capite quello che vi piace, andate all'estero. Andate all'estero, fondamentale, sia per studiare che per lavorare. Il mondo è pieno di opportunità. Ogni anno ci sono 150.000 ragazzi, poi il mondo è diventato il fatto delle raccomandazioni. C'è ancora al sud e nelle piccole aziende, eccetera, ma nella media delle aziende oggi, LinkedIn, quanti di voi conoscete LinkedIn? Oddio, uno solo, due soli? Ok, però tutti conoscete Facebook. Però, allora, se voi andate, LinkedIn è il Facebook del lavoro. E devono già, i ragazzi cominciano già sia all'università che a guardare, eccetera. Oggi LinkedIn, l'internet, da un lato è una sfida perché uno manda curriculum, eccetera, ma è anche un'opportunità perché ti permette di capire cosa fa quello, darsi da fare. Io potrei raccontarvi di storie di ragazzi che si sono reinventati il proprio futuro. L'altro giorno ho incontrato una ragazza di 17 anni che ha preso questo sabbatico di un anno, i genitori dicono come perdi un anno? È andata con la Croce Rossa in Namibia e la Croce Rossa le ha affidato un'unità, una piccola unità di 20 persone. Questa ragazza ha fatto un'esperienza in 6 mesi straordinaria. Come se l'è trovata? È andata su internet, si è data da fare, se poi è andata su io, c'è un sacco di sì, la possibilità che oggi il mondo offre per un ragazzo che abbia voglia di capire come il mondo, di vivere nuove esperienze, rispetto ai miei tempi o ai vostri, sono più vecchio di voi, sono enormi. Quindi quello che voglio dire, viviamo in un paese che purtroppo non crea tante opportunità per i giovani, voi però siete mediamente più fortunati dei vostri coetanei che stanno a Reggio Calabria, a Palermo e anche a Roma, e avete delle buone scuole, buone università, le opportunità ci sono. E questo non
non createvi gli alibi. Direi che ingegnere, se vuole fermarsi a Portogallo stasera, No, io devo andare perché allora interrompo, Va bene. mi farebbe Grazie. piacere, ma ringrazio tutti. Grazie.